Ricerche trovati nel Gorzone i corpi del 75enne Valerio Buoso e del 50enne poliziotto Domenico Zorzino, che si era tuffato per salvarlo dopo che l'auto era finita nel canale. I due trovati abbracciati, lo shock delle famiglie sull'argine. Un agente eroe, il dolore della questura di Padova per la morte di Zorzino. La sindaca di Anguillara lo conosceva bene, ha dato la sua vita, dice. Messaggi di cordoglio dalla politica, le parole del capo dello Stato, profonda tristezza. Forse un malore all'origine dell'incidente che ha causato la tragedia di Anguillara. La sorella del 75enne soffriva di cuore, doveva operarsi martedì. Per noi è un doppio dolore, preghiamo per la famiglia di Domenico. Nel 2022 250 persone seguite in Veneto dal servizio accoglienza trans, il 70% dei casi riguarda minori. Il caso shock di un 17enne sottoposto ad esorcismo in famiglia. Nel giorno della manifestazione di Firenze, il gruppo di destra del blocco studentesco espone uno striscione al liceo Tito Livio di Padova contro quella che chiamano strumentalizzazione antifascista. Sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato oltre 4 milioni di euro, 23 kg di cocaina nascosti in una nave cargo ormeggiata al porto di Marghera, il sequestro di polizia di frontiera e guardia di finanza. I resti di una villa di epoca romana sono stati portati alla luce sulla spiaggia di Bibione. Nelle prossime settimane gli archeologi inizieranno le indagini che dureranno fino alla fine del mese. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque il drammatico epilogo che vi abbiamo raccontato in diretta durante la prima edizione di questa mattina della tragedia avvenuta ieri ad Anguillara Veneta in provincia di Padova. Ritrovati i corpi senza vita dell'anziano finito con la sua auto nel fiume Gorzone e del poliziotto che si era gettato in acqua nel tentativo di salvarlo. Allora, sono stati ritrovati entrambi a una decina di metri a valle di dove avevamo ritrovato l'autovettura e il poliziotto ancora tratteneva l'anziano, l'aveva proprio preso come è previsto prendere per soccorrere una persona. Non l'ha mollato. È un'immagine straziante quella che si sono trovati davanti i soccorritori che hanno appena ritrovato i corpi senza vita di Valerio Buoso e Domenico Zorzino e racconta gli ultimi istanti di una tragedia immensa che ha stravolto il piccolo comune della Bassa Padovana. Il poliziotto è morto nel disperato tentativo di riportare a riva l'anziano vicino di casa. Era riuscito ad estrarlo dall'abitacolo, ma le fredde acque del Gorzone non hanno lasciato scampo ad entrambi. Il ritrovamento dei due corpi è avvenuto pochi minuti dopo mezzogiorno, mentre la squadra dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia stava perlustrando un tratto di fiume 10 metri a valle rispetto a dove era stata vista inabissarsi l'auto di Valerio Buoso. Un urlo e le speranze che crollano definitivamente. Sull'argine le famiglie capiscono tutto. Domenico Zorzino e Valerio Buoso sono ancora uniti in un abbraccio. I Vigili del Fuoco non hanno mai interrotto le ricerche nel tratto di Gorzone che arriva fino alle chiuse di Cavarzere. Ieri la corrente era forte ma il fondale del fiume è fangoso. La visibilità scarsa, tanto che è stata impiegata anche un'imbarcazione dotata di un particolare sonar. In volo si è alzato più volte anche l'elicottero Drago, fino a quando i corpi non sono stati avvistati, 24 ore dopo la tragedia. Valerio Buoso, 75 anni, ieri verso l'ora di pranzo era alla guida della sua auto. Stava percorrendo la strada arginale di via Camatte per guardare i campi di famiglia. Domenico Zorzino, 50 anni, poliziotto del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, libero da servizio, invece stava passeggiando con i suoi due cani. Ha visto la scena e ha agito. Prima ha allertato i soccorsi e poi si è buttato in acqua, un gesto eroico che gli è costato la vita. Una comunità in lutto, quella di Anguillara Veneta, le parole della prima cittadina Alessandra Buoso e poi il dolore, il cordoglio tra i poliziotti della questura che ricordano così il loro collega morto per salvare una vita. Ha dato la sua vita per tentare di salvare una persona, ma Domenico era così e voglio dire innato, faceva il lavoro, faceva il poliziotto e aveva dedicato la sua vita per salvare la vita delle altre persone e l'ha messa a rischio e purtroppo non è andata bene. Alessandra Buoso, sindaco di Anguillara Veneta, conosceva Domenico Zorzino per il suo impegno in parrocchia e nelle attività del comune e conosceva bene anche Valerio Buoso, che era cugino di suo papà.
Il suo dolore è il dolore di un'intera comunità di poco più di 4.000 anime racchiusa tra le sponde dei fiumi Adige e Gorzone, dove tutti si conoscono. Un senso di comunità che si è visto anche nel gesto eroico del poliziotto Domenico, che si è gettato senza indugio per salvare il vicino di casa. Per questo il sindaco sta pensando di indire una giornata di lutto cittadino nel giorno in cui verranno celebrati i funerali. Sicuramente è una situazione drammatica per il Paese e penso che prenderemo gli opportuni provvedimenti. Purtroppo però rimane la tragedia, rimane quello che è successo, rimane il dolore e il dolore di una comunità intera. Sull'argine del Gorzone 2 famiglie distrutte e per Domenico anche tutti i colleghi della Questura di Padova che hanno collaborato alle ricerche dei 2 corpi. Domenico era un bravissimo poliziotto, era un amico fidato ma soprattutto un marito e un padre esemplare che lascia una famiglia nello sconforto, nel dolore più profondo, così come tutti noi. Lui era in servizio dal 1996 al reparto prevenzione crimine del Veneto e i colleghi che hanno lavorato con lui più da vicino lo ricordano come un lavoratore sempre preciso, attento, una persona sempre molto disponibile. E poi c'è naturalmente il dolore della famiglia di Valerio Buoso. Ai nostri microfoni parla la sorella Emanuela, che spiega come l'uomo dovesse essere operato tra qualche giorno al cuore. È un grande dolore, sì. Un dispiacere immenso. No. Cioè, mi dispiace, abbiamo un dispiacere doppio noi. Il volto rigato dalle lacrime, un dolore doppio, continua a ripeterlo Emanuela Buoso, la sorella di Valerio, che viveva accanto a lui. Il suo pensiero va alla famiglia di Domenico Zorzino, il poliziotto che abitava pochi metri più in là e che non ha esitato a buttarsi in acqua per salvare suo fratello. Emanuela pensa alla moglie e al figlio di Domenico. Che ci dispiace molto, abbiamo un dolore doppio. Tutto qua che è un grande. Emanuela Buoso ricorda il fratello Valerio, da poco in famiglia avevano festeggiato i suoi 75 anni. Qualche tempo fa i primi problemi al cuore. Non ha dubbi, all'origine della tragedia un malore che potrebbe aver colpito Valerio mentre era alla guida. E la colpa lui ha avuto un malore sicuro, perché era già 2 o 3 volte che gli succedeva. Cioè non è andato assolutamente, doveva essere martedì operato al cuore. Sicché, cioè, del malore siamo sicuri. Ha avuto il malore all'improvviso e hanno aspettato 3 mesi per chiamarlo all'ospedale di Padova. Valerio Buoso doveva essere operato martedì, ma a questo appuntamento in ospedale non potrà mai presentarsi. È morto guardando la sua terra, accanto ad un poliziotto che non l'ha lasciato solo e fino all'ultimo ha cercato di salvarlo. Sulla tragica morte del poliziotto Domenico Zorzino molte le reazioni, a partire da quella del capo dello Stato Sergio Mattarella. Ho appreso con profonda tristezza la notizia, ha affermato: tutto il mio cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Cordoglio e vicinanza anche dal Ministro per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, che parla di sacrificio della vita e di coraggio, altruismo e senso del dovere delle forze di polizia. E poi ci sono le parole dal Ministro dell'Interno a quelle del Governatore Zaia. Tante appunto le reazioni di istituzioni e politica nei confronti del gesto di altruismo del poliziotto Domenico Zorzino, che ha sacrificato la sua vita nel tentativo di salvare l'anziano vicino di casa. Subito dopo il ritrovamento dei corpi dell'automobilista e del poliziotto Domenico Zorzino, ripescati dal canale Gorzone, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e ringraziamento per il comportamento della gente della Questura di Padova, a partire da quello del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Esprimo il mio cordoglio e vicinanza alla famiglia di Domenico Zorzino, dice, che fuori dal servizio non ha esitato a tuffarsi in un canale nel tentativo di salvare un anziano. E prosegue: il gesto altruistico e coraggioso compiuto dal poliziotto testimonia ancora una volta l'alto senso del dovere degli uomini e delle donne delle forze di polizia. Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, la definizione giusta per Zorzino è eroe. Siamo davanti a un atto di eroismo, vanno valorizzate queste figure di queste persone che comunque si mettono a disposizione, a volte anche mettendo a repentaglio la loro vita, e questo è quello che deve essere sottolineato. Dopodiché ovviamente
va ovviamente la nostra vicinanza, il nostro pensiero. Intorno alla famiglia dell'assistente capo si stringe anche il capo della polizia, Lamberto Giannini, che esprime il proprio cordoglio per la grave perdita che addolora tutti i poliziotti che quotidianamente operano per la sicurezza dei cittadini. Dalla politica il saluto del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, che non esita a definire quello di Zorzino un gesto eroico che gli è costato la vita. Per il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, il sacrificio di Zorzino è un esempio di valore, dedizione e impegno per il prossimo. Il suo gesto non sarà dimenticato. Tra i politici veneti, il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari, afferma che un eroe non muore, ma entra nella storia e vive per sempre. Sia da esempio per tanti giovani, si può vivere e lottare per il bene, anche quando attorno sembrano prevalere individualismo e superficialità. È una luce a cui guardare che non si spegnerà mai. Il senatore UDC Antonio De Poli ringrazia vigili del fuoco e personale del SUEM che hanno ritrovato i corpi e prega commosso per le vittime e i loro familiari. Domenico ha pensato prima agli altri e poi a sé, conclude De Poli, e questo è un gesto straordinario. Infine il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni, esprime gratitudine profonda per un gesto che rimarrà indelebile, compiuto da chi ha dato tutto se stesso senza calcoli. Lasciamo la tragedia di Anguillara, parliamo adesso di siccità, perché se la situazione non cambierà le perdite in agricoltura a fine anno potrebbero superare il €1 miliardo, peggio di quanto accaduto un anno fa. L'allarme della CIA che parla di una situazione di una drammaticità assoluta. Ho chiesto anche ieri ai miei ingegneri, quando sono stato in azienda, se piovesse quanto dovrebbe piovere. È un auspicio e mi dicono sì Presidente, dovrebbe piovere 3 mesi, ma quello che piove adesso lo vedremo nelle fonti di pianura a settembre-ottobre. In Veneto a febbraio sono mediamente caduti 3 millimetri di pioggia. Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono pressoché nulli, meno 96%. Per ritrovare una situazione simile bisogna tornare al 97 con 4 millimetri. Il dato emerge dal rapporto mensile sulla risorsa idrica in Veneto di ARPAV. Nell'ultimo anno sono piovute 50 giornate in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. Le portate dei fiumi, come il grado di riempimento dei serbatoi montani, sono ben al di sotto della media. Le risorse nivali registrano un meno 49% e ancora 1 metro di falda in meno rispetto ad un anno fa. Una situazione di una drammaticità assoluta per il direttore di CIA Veneto. Se l'anno scorso era una situazione difficile, oggi è una situazione drammatica. Fra qualche giorno iniziano le irrigazioni, il piano irriguo dei consorzi di bonifica e se la situazione è di questo tipo sicuramente non arriveremo ai primi di maggio per l'irrigazione. Se continuerà così il settore agricolo dovrà fare i conti con perdite di produzione pesanti. €1 miliardo era stato l'importo dell'anno scorso del danno che ha provocato la siccità solo nel Veneto. Quest'anno sicuramente questo importo aumenterà in maniera anche importante. Il settore agricolo va verso un significativo razionamento dell'acqua, escluso invece per le utenze domestiche. Importante però l'impegno dei cittadini con un cambio culturale di abitudini, non lavando l'auto o innaffiando le piante con l'acqua potabile, rinunciando alle piscine domestiche. Una piccola consuma come 80 nuclei familiari, spiega Alessandro Bonet, che nei giorni scorsi era a Villaverla insieme agli altri gestori idrici del Veneto per elaborare un piano di sicurezza dell'acqua per affrontare con un sistema collaudato eventuali rischi, che si tratti proprio di siccità o di uno sversamento o di un guasto, un esempio esportabile al resto del paese. Il fatto di monitorare i rischi, di monitorare costantemente le risorse idriche e il trend stagionale ci consente di affrontare momenti di crisi come questa sapendo anche quali possono essere le contromisure. Superstrada pedemontana veneta, Zai aggiorna il cronoprogramma, c'è un problema di scartoffie, entro marzo si chiude la partita dell'innesto con la 27, ma il governatore torna anche sull'autonomia, sta diventando una battaglia, dice, di partiti e non di territori. Ma intanto ricordiamo che il governo e la Presidente del Consiglio è stata
è stata di parola, la coerenza del Presidente Meloni c'è fino in fondo rispetto all'autonomia. Poi cominciamo col dire, perché qualcuno dice ma anche le regioni del sud sono contrarie. Certo, le regioni governate dal centro-sinistra al sud, ovvero la Campania e la Puglia, perché la Calabria ha dato l'ok, la Sicilia ha dato l'ok, la Basilicata ha dato l'ok, il Molise ha dato l'ok, cominciamo anche a dare una comunicazione che sia corretta. Non è il sud, ma è il centro-sinistra al sud. Una questione politica, anzi partitica, più che territoriale, non tanto sud contro nord o viceversa, a seconda dei punti di vista, quanto centro-sinistra contro centrodestra. Luca Zaia dalla Fiera di Godega di Sant'Urbano torna sul via libera dato dalla Conferenza delle Regioni alla riforma Calderoli. Ok espresso nei giorni scorsi senza il placet di Puglia, Campania, ma anche Emilia-Romagna e Toscana. Sullo sfondo inoltre i rilievi formulati al disegno sull'autonomia dall'Anci Nazionale, la realtà che raggruppa i sindaci. Anche qui, più che guerre fra territori, il governatore vede il rischio di una balcanizzazione politica. Alla domanda quanto possa pesare nella partita autonomista l'effetto Schlein in casa PD, la risposta è secca. Quando si offende il progetto, a mio avviso si manca di rispetto al Capo dello Stato, che nulla ha avuto da dire, anzi dice questo è in linea con la Costituzione. Dall'altro dico una cosa, o l'autonomia la facciamo per scelta noi oggi, o qualcuno la dovrà fare per necessità. Autonomia che consentirebbe di superare quei lacci burocratici che stanno impedendo, per esempio, di tagliare il nastro al penultimo tratto di Pedemontana Veneta. L'innesto sulla 27, i lavori sono conclusi. C'è un tema diciamo di centraline elettriche per il casello, da quello che mi è stato detto, ma insomma un problema che non è un problema perché è risolto. Problema di scartoffie perché siamo in Italia, questo sicuramente, perché qui non è solo l'apertura ma anche l'innesto su un altro tratto di un altro concessionario, però insomma a marzo si chiude questa partita e dopodiché lavoriamo e attendiamo la grande apertura fino a Montecchio che io spero si riesca a fare entro l'estate. Compie 10 anni il servizio di assistenza trans del Veneto che nel 2022 ha supportato 250 persone, maggior parte minori, ed emergono storie drammatiche di emarginazione e discriminazione. Questa è una storia molto brutta all'interno di una famiglia che non accettava il figlio che si era dichiarato appunto trans, a cui è stato fatto un esorcismo. E questo ragazzo l'ha vissuta ovviamente in maniera terribile. Una storia di discriminazione all'interno della famiglia subita da un 17enne transessuale. A raccontarla la presidente di Sat Pink, associazione che da 10 anni accoglie le persone che stanno affrontando il percorso di affermazione di genere, affiancandole con un servizio a 360 gradi grazie ad un'equipe di psicologi, legali e gruppi di mutuo aiuto. Fortunatamente, sottolinea Ilaria Ruzza, storie come queste sono molto rare, frequenti invece gli episodi di emarginazione e bullismo che vivono i ragazzi nel mondo della scuola e dello sport, come quello di una studentessa trans di un istituto professionale veneto bullizzata dai compagni. Non tanto in classe, ma negli spazi comuni, fuori dagli occhi degli insegnanti, quindi nel cortile oppure nell'autobus che questa ragazzina doveva prendere per andare a scuola, e questo ha portato la persona ad abbandonare la scuola. Nel 2022 sono state 250 in Veneto le persone trans supportate dagli sportelli di Rovigo, Padova e Verona del SAT. Di queste il 70% sono minori. Dai 13 anni in poi abbiamo avuto veramente un'impennata di accessi negli ultimi 2-3 anni di ragazzi e ragazze molto giovani e che ovviamente accedono al nostro servizio accompagnati da entrambi i genitori. Dati che dimostrano una maggiore consapevolezza delle famiglie pronte ad ascoltare e supportare i figli durante il percorso di affermazione di genere. Sono invece ancora numerosi i casi di discriminazione e pregiudizio negli ambienti di lavoro. SAT, con uno sportello ad hoc, supporta le persone transgender nell'orientamento lavorativo, affiancando anche i datori. Il servizio ha mappato una 70ina di aziende in Veneto che si sono dette disponibili ad assumere lavoratori transessuali, ma spesso l'accesso al mondo del lavoro è ostacolato dalla burocrazia, dalla mancata corrispondenza tra il documento presentato al momento del colloquio e l'identità della persona transgender. Per Sat Pink è importante che si velocizzino le pratiche per la rettifica anagrafica che a volte richiede fino a 2 anni d'attesa.
Le persone transgender sono persone come tutti e tutte le altre, hanno tutti i diritti come tutti gli altri, sono cittadini e cittadine italiane, quindi non vedo perché si debbano sentire continuamente discriminate ogni volta che vanno ad esempio in posta, in banca o all'anagrafe, o anche solo mandano un curriculum che viene rigettato perché il futuro datore di lavoro non sa come gestire questo o questa potenziale candidata. Nel giorno in cui a Firenze è andata in scena la manifestazione antifascista, militanti di Blocco Studentesco Padova, gruppo di destra, hanno appeso al liceo Tito Livio uno striscione nel quale si legge: la scuola non è antifascista, è libera. L'iniziativa con un sit-in è stata presa per contestare la menzognera giostra mediatica antifascista tornata all'opera in questi giorni. Il blocco contesta la decisione presa dalla rete degli studenti medi, che di propria iniziativa ha deciso di affiggere in alcune scuole la lettera pastorale che la preside del liceo Leonardo da Vinci di Firenze ha indirizzato ai propri studenti in seguito ai fatti avvenuti nella stessa città pochi giorni prima, quando un volantinaggio eseguito da militanti di Azione Studentesca si era concluso con uno scontro fisico con appartenenti a collettivi di sinistra. E a Firenze c'era anche un'importante rappresentanza della CGIL del Veneto proprio nella manifestazione antifascista. Oggi la CGIL del Veneto è a Firenze, è in piazza assieme a studenti e studentesse, lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionati anche della nostra regione, per difendere l'istruzione pubblica ma anche la Costituzione. I recenti fatti che sono succeduti proprio a Firenze ci chiedono un intervento immediato di risposta per difendere la libertà, per togliere la violenza dalle scuole. Oggi siamo qui per dire che l'istruzione pubblica va difesa, che vanno valorizzati le lavoratrici e i lavoratori di questo settore e che dobbiamo difendere la piena applicazione della nostra Costituzione. Maxi sequestro di stupefacenti al porto commerciale di Marghera. La Polizia di Frontiera e la Guardia di Finanza di Venezia hanno scoperto 23 kg di cocaina in una nave proveniente dal Mar Nero. Sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato oltre 4 milioni di euro quei 23 kg di cocaina nascosti in un borsone parzialmente immerso nell'acqua ferruginosa sul fondo del vano di ispezione impianti di una nave cargo ormeggiata nel porto commerciale di Marghera. La Polizia di Frontiera e la Guardia di Finanza di Venezia li hanno scoperti con l'aiuto delle unità cinofile dopo che il comando della motonave aveva segnalato la manomissione dello sportello di accesso al vano. Proveniente dal Mar Nero e destinata al trasporto di rinfuse, la nave cargo battente bandiera maltese era arrivata a Marghera dopo aver toccato vari porti della Turchia e della Grecia. Lo stupefacente è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Possibile che almeno una parte fosse destinato al mercato veneziano e mestrino. Questo è un segnale importante di lavoro interforze, che oggi la Guardia di Finanza abbia fatto questo maxi sequestro. Stiamo lavorando sul territorio in maniera assidua, stiamo cercando di contrastare il più possibile con tutti i mezzi il contrasto allo spaccio degli stupefacenti e della droga. Tra gli epicentri dello spaccio mestrino, Via Piave è stata recentemente percorsa da un corteo di migliaia di persone che chiedevano legalità. La situazione non è facile e da mesi le forze dell'ordine hanno rafforzato la collaborazione e i controlli in un'ampia zona della città. Proprio ieri è stato arrestato da parte della polizia locale e portato oggi davanti al giudice un nigeriano spacciatore, oltre al fatto dei 32 espulsioni che sono state fatte in questi mesi, che ha dato un forte segnale nel territorio. I resti di una villa di epoca romana, la cui esistenza era nota fin dalla metà del Settecento, sono stati portati alla luce sulla spiaggia di Bibione. La struttura rappresenta un unicum sia per lo stato di conservazione, con strutture preservatesi in elevato, anche fino a 2 metri di altezza, sia per le possibilità che offre alla ricerca. Nelle prossime settimane gli archeologi inizieranno le indagini che dureranno fino alla fine del mese. Nelle intenzioni del team
è quello di organizzare anche un'apertura straordinaria al pubblico. Lo scavo sarà documentato da un'equipe costituita da 20 archeologi afferenti alle università di Regensburg e Padova. E con questa notizia termina questa edizione regionale del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'alta pressione protegge il nostro territorio e dunque il tempo si mantiene buono, lieve peggioramento poi a partire da lunedì. Vediamo intanto il dettaglio di domenica 5 marzo. Sul Veneto tanto sole in giornata con cielo da sereno a poco nuvoloso. Non si esclude in serata qualche locale leggera precipitazione, specie sulle zone centro-settentrionali della nostra regione. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime tra i 10 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno di mattino, probabile aumento della nuvolosità in giornata e nella notte saranno possibili delle piogge. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato al mattino, solo con qualche annuvolamento irregolare verso sera. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 16-17 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.